C'era un commissario da 3 anni, un commissario straordinario, adesso finalmente l'Ater di Venezia, così come le altre Ater del Veneto, hanno un presidente e un consiglio di amministrazione che si occuperanno di riportare in tempi rapidi la legalità. Il Consiglio regionale del Veneto ha nominato i nuovi vertici delle Ater e a Venezia sarà Raffaele Speranzon a presiedere l'azienda. Non sarà un compito facile visti i numerosi casi da affrontare in laguna e in terraferma. Ci sono situazioni di morosità e anche di abuso che cercheremo di ripianare in tempi rapidi. Nei prossimi giorni ho intenzione di chiedere appuntamento anche al Questore di Venezia per capire la disponibilità da parte delle forze dell'ordine a riportare la legalità anche dal punto di vista dell'utilizzo delle case di proprietà pubblica all'interno della provincia di Venezia. Sappiamo che ci sono tante persone che avrebbero il diritto ad avere l'abitazione e che vedono impedito questo loro diritto perché qualcun altro con l'occupazione abusiva lo prevarica. Cercheremo di ridare diritto a chi ce l'ha ma che non può esercitarlo. Non appena arriverà la nomina ufficiale, Speranzon si metterà immediatamente all'opera. Andrò ad ascoltare dai funzionari, dai dirigenti, dai dipendenti dell'Ater qual è la situazione, quindi mi porrò in una posizione di ascolto per capire quali sono le situazioni emergenziali più gravi che abbiamo nel nostro territorio, dopodiché prenderemo le giuste determinazioni. Se dovesse servire anche con l'utilizzo della forza per ripristinare la legalità e per restituire i diritti alle persone a cui sono stati tolti.